Buona giornata e bentrovati, ultimo nostro appuntamento settimanale, quello del venerdì, ma è anche il primo di un nuovo mese, 1° febbraio naturalmente 2019. Allora buona giornata a tutti, andiamo ad iniziare con la nostra produzione www.venetoglobe.com e naturalmente Caffè TV 24 sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, Caffè TV 24 l'emittente del Nord Italia che si vede anche comunque nell'Emilia Romagna e nelle Marche. Andiamo ad iniziare, vi dicevo, e non possiamo che iniziare con la Coppa Italia che si è conclusa ieri sera con Inter-Lazio e la vittoria ai calci di rigore della Lazio che affronterà quindi nuovamente il Milan nella semifinale. L'altra gara sarà Atalanta-Fiorentina, si giocherà il 27 febbraio ed il 24 aprile. Rischia Spalletti, eccolo qui immortalato in questa foto, in questa sequenza di foto quando stava per battere il rigore Icardi, si è fatto il segno della croce ma è servito un po' a pochino. Rischia Spalletti, vi dicevo, anche perché la notizia di ieri era questa, che Conte era stato pizzicato dai microfoni di Bein TV vicino alla sede dell'Inter. Si è giustificato Conte dicendo che stava facendo una normale passeggiata. In Serie B si ricomincia questa sera con Lecce-Ascoli, mentre domani, domenica e lunedì il quadro completo. Per le Venete domani Carpi-Verona, poi Cosenza-Cittadella e Padova-Salernitana. Domenica invece Benevento-Venezia. Andiamo in Serie C, nel girone B, dove l'attesa è per il Pordenone che deve subito riscattarsi dopo la sconfitta interna contro il Rimini. E riscatto lo cerca anche il Lanerossi Vicenza che è intervenuto pesantemente sul mercato. Diamo un'occhiata a quello che ci aspetta nella Serie D, 22esima giornata, questo è il tabellino. Belluno-Chions, il Montebelluna sarà in casa contro il Levico Terme, poi Campodarsego-Feltre, Cartigliano Este, Ciarlins Bolzano, Sandona Arzichiampo, San Giorgio Clodiense, Tamai Adriese e Trento Delta Rovigo. Montebelluna tra l'altro colpito dal giudice arbitro che ha comminato 2 gare ad Abrefà e una gara a Ciama di squalifica. Eccellenza, girone B, anche qui siamo giunti alla 22esima giornata, questo è il tabellino. Istrana Mestre, Lia Piave Martellago, Luparense Giorgione, Nervesa Tombolo, Porto Mansuè Calvinoale, Treviso Eclisse e Careni, si giocherà al Tenni, Union Pro Liventina, San Giorgio Sedico, Union QDP. In promozione siamo alla 5ª giornata del ritorno, Fossalta Favaro, Fontanelle Lovis Presiano, Città di Caorle Opitergina, Conegliano Portogruaro, derbissimo e partitissima del girone, Giulia Sagittaria Prodeco Montello, Noventa Vazzola, Vedelago Villorba Calcio, Cornuda Crocetta, ZTLL Sinistra Piave. Lasciamo il calcio e passiamo al basket, la TVB Basket Treviso, al Palaverde ha vinto facilmente l'altra sera contro Cagliari 94-52, c'era bisogno di ritornare immediati alla vittoria dopo la sconfitta del mezzogiorno contro la Fortitudo Bologna. Andiamo sul parquet del Palaverde con la nostra Valentina Dalmas che ha avvicinato sotto la curva il giocatore Matteo Chillo. Siamo con Matteo Chillo. Matteo, oggi una vittoria ci stava dopo la sconfitta di Bologna? Sì, assolutamente, comunque venivamo da una partita fatta buona a Bologna dove ci è mancato nel momento in cui ci siamo avvicinati un po' a loro di cercare di stare più attaccati possibile alla partita. Dovevamo dare una bella risposta, però eravamo tutti ottimisti perché comunque veniva una buona gara, infatti il risultato diciamo che lo fa vedere. Il pronostico dava questa gara difficile, invece vi siete uniti, amalgamati e su Cagliari avete vinto abbastanza facilmente. Sì, difficile perché loro comunque delle ultime 7 partite ne avevano vinte 5, avevano perso solo contro Bologna e contro Montegranaro. Avevamo vinto a Ravenna, avevamo vinto un'altra Forlì, quindi insomma non bisognava sottovalutare la partita, non l'abbiamo fatto e l'abbiamo portata a casa. Appunto venivano da una striscia positiva di vittorie e anche di buoni risultati. Domenica vi aspetta sempre qui al Palaverde la partita contro Cento, all'andata avevate perso, cosa vi aspettate da questa gara? Sì, secondo me come hai detto te all'andata abbiamo perso, quindi dobbiamo far vedere che è stato solo uno sbandamento e qui in casa dobbiamo vendere cara la pelle.
Qual è il segreto d'ora in poi? È sempre stare mentalizzati sul pezzo, fare le cose decise, stare uniti e molto duri. Buon lavoro. Grazie. Bene, questo era Achillo, un saluto anche a lui, un in bocca al lupo naturalmente. Domenica altra gara interna al Palaverde per la TVB che affronterà 100, terzultima del girone. Facciamo un po' il panorama di quello che seguiamo noi. Ponzano femminile in Serie A2 al Palacicogna alle 20 contro Bolzano. Sabato sera per Campagnolo, Filippo Campagnolo, nuovo tecnico, urge tornare immediatamente alla vittoria. Anche la Ruker Sanve è sul nastro di partenza per una trasferta impegnativa, dopo però aver battuto Cesena alla grande per 83-71 di fronte al proprio pubblico al termine di una splendida cavalcata. Ora vi dicevo turno esterno che porterà i trevigiani a Faenza contro un'altra delle corazzate di questo campionato. Andiamo a parlare di Imoco perché si avvicina, manca pochissimo alla Final Four di Coppa Italia di Verona che si gioca domani e domenica 2 e 3 febbraio, quindi è una Coppa Italia che l'Imoco vuole a tutti i costi, dovrà fare i conti subito con Scandicci, alle ore 18 si inizierà con Novara Busto e poi a seguire, vi dicevo, Scandicci Imoco. Andiamo comunque a sentire il servizio di presentazione da parte della federazione, da parte della Lega per quanto riguarda il volley femminile sulla manifestazione veronese. L'attesa sta per finire. Alla GSM Forum di Verona si scende in campo sabato per le semifinali della Samsung Galaxy A Coppa Italia. Alle 18 la prima sfida sarà Igor Gorgonzola Novara contro Unit Iwork Busto Arsizio, con le azzurre di Barbolini, prime classificate alla fine del girone di andata della Samsung Volley Cup, che sfidano le farfalle di Mencarelli, quarte al Giro di Boa. Il precedente di quest'anno al Pala Yamamai, giocato all'11ª giornata, finì con uno spettacolare 3-2 in rimonta delle Igorine, che riuscirono ad annullare 2 match ball alle Bustocche sul quarto set e si imposero al tiebreak davanti ai 4.000 presenti. Le farfalle, dopo le difficoltà di dicembre, sono tornate a volare, qualificandosi anche ai quarti di Coppa CEV, mentre le Igorine, dopo la battuta d'arresto in casa con l'Imoco, cercheranno di rifarsi subito per difendere il trofeo da detentrici della Coppa dello scorso anno al Paladozzo di Bologna. Alle 20.30 invece, l'altra semifinale tra la Savino del Bene Scandicci e l'Imoco Volley Conigliano, rispettivamente seconde e terze alla fine del girone d'andata. Le toscane, unica new entry alla Final Four dello scorso anno al posto di Monza, arrivano con grande euforia ed entusiasmo, avendo conquistato la testa della classifica lo scorso weekend, prima del turno di riposo, ed avendo battuto proprio le Pantere al Palasport di Scandicci, alla nona giornata per 3-1. L'Imoco Volley Conigliano invece, grazie alle ultime 2 grandissime vittorie esterne contro Novara e Bergamo, arrivano alla sfida da prima in classifica a 40 punti e dalla loro hanno battuto le ragazze di Parisi in Champions League con un rocambolesco 3-2 al Palaverde di Villorba a fine novembre. Sfide imperdibili e difficili da pronosticare, dunque vietato mancare. L'appuntamento è alla GSM Forum di Verona sabato 2 febbraio alle 18 ed alle 20.30, oppure in diretta su Rai Sport più HD, canale 57-58 del digitale terrestre, o dall'estero su www.lvftv.com. Chi vince vola in finale domenica. Ecco, questo è il quadro completo che ci hanno riassunto la Lega e allora in bocca al lupo, non resta altro che augurare appunto e fare il classico in bocca al lupo all'Imoco Volley Conegliano. Team Spes per parlare anche di pallavolo femminile coneglianese ancora, nel Trevigiano si viaggia con entusiasmo, quindi dopo la vittoria nel campionato di Serie D contro Susegana, ora la compagine di Mauro Viel è in testa al campionato e domani alle 21 alla Zoppa Sarena affronterà il Vigonza Volley, attualmente al terzo posto in classifica. Noi saremo in diretta streaming su YouTube e sul nostro portale www.venetoglobe.com. Seguiteci. Benetton, e parliamo di rugby perché la Benetton è al secondo posto in solitaria dietro l'irraggiungibile ormai Leinster. Ora c'è la sosta per il 6 Nazioni, per il Benetton saranno comunque 2 settimane impegnative da metà febbraio ai primi di marzo. I biancoverdi dovranno affrontare sempre in casa Newport ed Edimburgo e forse dopo queste partite il futuro potrebbe essere più delineato e chiaro. Ci sono stati in settimana dei rinnovi per Morisi
Parisi e per Ignacio Brex sino al 2021 per loro. Intanto questa sera inizia il Sei Nazioni a Parigi con Francia-Galles, mentre domani alle 15:15 in campo l'Italia in Scozia con tanti biancoverdi del Benetton in campo e in panchina. Da un Sei Nazioni maschile a un Sei Nazioni femminile, perché inizia anche il Sei Nazioni al femminile questa sera allo Scott Stadium di Glasgow. Si schiereranno di fronte la Scozia e l'Italia. Tra le atlete che vestono la maglia azzurra ci saranno le trevigiane portacolori della Iniziative Villorba Rugby, ovvero Manuela Furlan, la capitana, Sara Barattin, Aura Muzzo e Jessica Busato. Quest'ultima partirà dalla panchina. Stavamo vedendo delle immagini appunto, eccole qui, di questi 40.000 metri quadri che sono stati appaltati, sono stati dati diciamo dal comune e alla società di Villorba, e l'incontro, ritornando al Sei Nazioni al femminile, l'incontro in diretta streaming su Eurosport Player verrà proiettato anche sul maxi schermo della Clubhouse del Villorba Rugby a partire dalle 20, dove si raduneranno tutte le atlete della società per vedere le compagne impegnate in gara. Lasciamo il rugby, passiamo alle quattro ruote. Automobilismo, perché c'è una nuova avventura racing per il Villorba Corse che dopo l'approdo nel mondiale Endurance a fianco del progetto Settler Racing sulla Dallara dà il via ad un nuovo programma chiamato A61 Villorba Corse. Sentiamo Giorgio Sernagiotto che ci aveva proprio parlato di questi importanti progetti durante la cena del Ferrari Club Prealpi Venete a Godega di Sant'Urbano. Io corro nel campionato europeo Endurance con la Dallara, con la categoria Sport Prototipi. Ho partecipato alle 24 ore di Le Mans 2017. Prima partecipazione, incredibilmente abbiamo fatto settimi di classe, noni assoluti, è stata una cosa molto particolare. Secondo anno, quest'anno, cioè il 2018, abbiamo avuto una stagione un po' difficile, un po' per una questione di prestazione della vettura, un po' di sfortuna. Le Mans abbiamo avuto un grosso incidente per un problema tecnico che ha un po' creato dei problemi durante la gara, però siamo riusciti a concludere le 24 ore di Le Mans al 13° posto, che su 60 vetture e con i migliori team al mondo non è poi stato neanche male. Quindi un po' di delusione per lo spavento e per gli incidenti di giovedì, soprattutto per la performance che non abbiamo potuto far vedere perché ce l'avevamo in tasca alle Mans. Però alla fine siamo stati veramente super contenti di aver concluso questa gara, di aver concluso la seconda 24 ore di Le Mans, e quindi niente, quest'anno noi rilanciamo alla grande i nostri progetti, rilanciamo i progetti sempre con Dallara, sempre con Settler Villorba Corse, e dal campionato europeo Endurance passeremo al campionato del mondo Endurance nel 2019-2020, perché il campionato del mondo Endurance comincia a settembre e finisce a giugno 2020. Facciamo come il calcio, corriamo quindi a cavallo di 2 anni. E quindi alziamo un pochettino l'asticella per vedere cosa possiamo fare in questo campionato. Siamo sinceramente molto ottimisti. Siamo ottimisti perché alle spalle abbiamo un'azienda come Dallara che per voi tecnici e per voi appassionati è un nome incredibile. Abbiamo un bel team che è Villorba Corse, tra l'altro qui della provincia di Treviso, quindi qui vicino, che sono super bravi e sono dei grandissimi appassionati. Torneremo a fare un equipaggio completamente italiano, perché quest'anno abbiamo corso con 2 piloti italiani, io e Roberto Lacorte e Felipe Nasr, che abbiamo preso dalla Formula 1, però sinceramente ci troviamo meglio tra italiani, quindi lasciamo a casa il brasiliano e torna Andrea Belicchi, che farà la sua 10ª 24 ore di Le Mans, quindi torna un equipaggio completamente italiano. E niente, se anche un po' di fortuna tornerà dalle parti nostre, qualche exploit potrà venire fuori. Io incrocio le dita e mi tocco qualcos'altro e vediamo cosa viene fuori. Questo era Giorgio Sernagiotto alla festa appunto del club Ferrari Prealpi Venete del presidente Maurizio Bitt. E allora noi abbiamo concluso, vi diamo appuntamento lunedì, sarà un lunedì veramente dove vi racconteremo un sacco di cose, perché inizia un weekend intensissimo a cominciare dalla pallavolo, poi il rugby, poi la pallacanestro, insomma seguiremo il tutto e ci risentiamo e ci ritroveremo lunedì. A tutti voi buona giornata e buon weekend.